Sono stati Edna Caponnetto e Mohamed Idrissi gli indiscussi protagonisti della 16ª edizione della mezza maratona della Concordia, organizzata dal gruppo sportivo Valle dei Templi di Agrigento e dal Lions Club Agrigento Oste, valida quale seconda prova del Grand Prix regionale maratonine FIDAL 2019. Sui 21,97 km di un percorso molto tecnico, a tratti durissimo, con oltre 2 km di salita sino al Tempio di Giunone, reso ancora più difficile da un fastidioso vento di maestrale. Sono state oltre 1500 gli atleti senior master che hanno invaso San Leone e la Valle dei Templi, giunti non solo da tutta la Sicilia, ma anche da oltre Stretto e con rappresentanze estere, in particolare da Francia e Inghilterra. Una gara bella, abbastanza tecnica. È un paesaggio spettacolare, bella da rifare, sciacca. Quindi dico, abbiamo infatti sacrificato il carnevale per venire qua a farvi compagnia. Una bella gara, pesante, molto dura, bella, bella. Bellissima, esperienza bellissima, molto dura però emozionante. Che hai provato quali sono? La salita è arrivata all'interno della valle. La valle non finisce, continua, tu pensi che sia finita, invece ancora vai, però poi scendi ed è bellissimo, vai! Sono divertito tantissimo. Il veterano numero 594, signori, volete un gran bel applauso. Come prima volta è andata abbastanza bene, direi. Soddisfatta. Pensavo peggio. Quando si è fatto il giro sulla Valle dei Templi. Spettacolo Campobello dedicato. Mezza maratona dopo Oste sicuramente la migliore. E siamo orgogliosi di essere siciliani e portare avanti questa maratona, questa mezza maratona. Abbiamo prima di tutto offerto del tè caldo per gli atleti, poi stiamo cuocendo la pasta al pomodoro e poi diamo un arancio ciascuno e dei camellini, dei gelati, dei camellini, del buon vino che ci hanno dato e l'acqua, normale acqua. Oggi con il nostro istituto siamo stati coinvolti in questa bellissima maratona dove, come potete vedere, c'è un'affluenza notevole. Diciamo che abbiamo dei ragazzi abbastanza disponibili, anche perché la domenica sono dediti al sacrificio, anche perché per loro questi sono momenti di crescita e accettano sempre con piacere quelle che sono le proposte che vengono dalla dirigente, che poi noi docenti portiamo in classe, e i ragazzi sono molto euforici perché veramente stanno provando delle cose nuove e automaticamente riescono a sciogliersi anche per il contatto diretto con il cliente. Io sono di parte, ma è un successo, basta che guardate attorno, basta che guardate la città ieri sera, stamattina, 1503 partecipanti hanno riempito la città, hanno riempito la Valle dei Templi, hanno riempito i B&B, quello che molti non vogliono capire. Questo è l'evento sportivo? No! È un evento turistico, lo dovete capire, agrigentini che vi infastidite perché le strade sono chiuse, hanno portato un momento di economia e di risveglio alla nostra città. Queste sono le manifestazioni che vanno incoraggiate da parte di tutti e non ostacolate da parte di alcuni perché si infastidiscono. Grande successo, ha vinto Idris, un ragazzo di Memphis, tesserato con la Mega Hobby, ha fatto un tempo eccezionale per il nostro percorso perché il nostro è un percorso pesante, però è andata benissimo, 1500 partecipanti. La maglietta che regaliamo, la medaglia stupenda che è un puzzle del Tempio della Concordia, sono 3 colonne e il puzzle si completa nell'arco del prossimo anno e dell'anno successivo, quindi i ragazzi saranno invogliati o obbligati, poi si vedrà, a ritornare, quindi sicuramente un altro anno avremo più di 1500 atleti, quindi la nostra è una gara che va crescendo e abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti, amministrazione, vigili urbani, polizia, carabinieri, chi si fa contro è contro di noi, è contro lo sviluppo, è contro questa città. Grazie a tutti. Sono uno che ha organizzato il 18° campionato italiano dei Vigili del Fuoco dedicato a Totò Cucchiaro, il nostro compianto collega morto 2 anni fa mentre correva. I nostri partecipanti sono stati 100 e come campionato
è stata organizzata dal comando provinciale Vigili del Fuoco. Scusa, tutti i vigili del fuoco hanno partecipato, 100 vigili del fuoco? 100 vigili del fuoco hanno partecipato a questo campionato da tutta Italia. Per me è un onore essere qua con voi, soprattutto qua ad Agrigento. Dove vieni? Sono dal Marocco. Oggi Da Santa Margherita e Belice. degli impegni istituzionali. Sì, tantissimo. Sì, mi è piaciuto tanto, per me è un onore gareggiare qua ad Agrigento. Percorso abbastanza difficile, però è andata bene, tutto sommato. Poi sono molto contenta di aver vinto questo premio, perché è in onore della zia di mio marito, ed è stata quella che mi ha allenato per prima. È stata la maratona di Rotterdam? Devo andare alla maratona di Rotterdam il 7 aprile.